La vita di Sofia è divisa tra tre uomini. Si è sbriciolata così con il passare dei giorni l'immagine della coppia felice senza problemi. La 43enne ucraina aveva, oltre al compagno Pascal che si è suicidato, due uomini, uno a Bologna, un settantenne geologo, ed un medico trevigiano del quale sembra si fosse innamorata. Un giallo che assume ancor più contorni inquietanti. A oltre un mese dalla scomparsa il caso rimane avvolto nel più fitto dei misteri. Intanto, sul fronte delle indagini, gli investigatori dei RIS hanno trovato dei reperti biologici nella macchina della 43enne, sia sulla tappezzeria dei sedili che sul cruscotto. Ora saranno gli esami su queste nuove tracce a dare qualche risposta e forse una nuova svolta a questo giallo. Non solo, ma saranno valutati anche degli oggetti trovati dagli inquirenti sempre all'interno della vettura che non apparterrebbero alla donna. Risultati che dovrebbero arrivare non prima di un mese, così come gli esiti dell'autopsia sul corpo di Pascal Albanese, 50 anni. Una matassa davvero difficile da sbrogliare. Gli investigatori, dopo aver scandagliato la vita di Sofia, ora stanno cercando di far luce anche sul flusso finanziario della coppia, a quanto pare piuttosto elevato per i lavori che effettivamente facevano. Ma l'attenzione rimane sui tre uomini e sul possibile movente legato alla gelosia. Sofia, sempre secondo quanto ha detto alla trasmissione Chi l'ha visto, proprio uno dei tre protagonisti, il settantenne di Bologna, voleva lasciare Pascal e lui e andare a vivere con il medico. La sera della sua scomparsa avrebbe dovuto vedersi proprio con lui, ma ricevette un SMS di disdetta. Cos'è accaduto? Il messaggio lo aveva davvero scritto Sofia? Un mistero nel mistero. I giorni passano, le loro vite sotto la lente di ingrandimento, ma della 43enne il nulla.